Diabete in Sardegna, una malattia che colpisce sin dalla culla, soprattutto quando si parla di diabete di tipo 1. Carlo Ripoli, lei è il direttore per l'appunto di un settore molto importante al microcitemico, ovvero la diabetologia pediatrica, quindi si parla di chi nasce e si trova già a dover lottare con il diabete. Quali sono gli ultimissimi dati? Bene, allora buonasera. La diabetologia pediatrica è una struttura di recente insorgenza che oggi accoglie praticamente circa 750 pazienti. 600 di questi sono dei ragazzi sotto i 18 anni, quindi che sono puramente in età pediatrica, e poi altri 150 circa sono dei ragazzi che sono in transito verso la diabetologia dell'adulto. Questa struttura nuova che è stata creata al Brozzo deriva dalla fusione di due diabetologie pediatriche preesistenti ed è un tentativo dell'azienda appunto di affrontare in maniera più precisa, più approfondita, possiamo dire, questa patologia. La Sardegna è una delle regioni al mondo con la più alta incidenza di diabete, cioè i nuovi casi di diabete sono veramente tanti, sono circa 120 all'anno, quindi 60 nuovi casi di diabete, ogni 100.000 ragazzi sotto i 14 anni. Si tratta quindi di una incidenza veramente elevata a cui dobbiamo far fronte. Devo dire che il livello assistenziale che siamo riusciti a realizzare in questo mese è ovviamente il frutto dell'attività degli anni precedenti, e in questi ultimi anni abbiamo, rispetto al passato, fatto un grosso salto di qualità per quanto riguarda soprattutto l'assistenza tecnologica. C'è ancora molto da fare oggettivamente, ma da qualche anno, dal 2016, abbiamo a disposizione in tutta la Sardegna i sensori, i microinfusori. Abbiamo o avremo a breve la disponibilità anche di sensori di più facile utilizzo, che consentono un monitoraggio flash praticamente del glucosio sottocutaneo. Ecco, allo stato attuale, dottor Ri, questo avviene o non avviene? Allora, allo Questo c'è o stato non c'è? attuale ancora il monitoraggio flash del glucosio non c'è, c'è già una delibera della giunta regionale che ha provveduto a realizzare questa situazione, a stabilire quali sono i criteri per l'utilizzazione. Siamo in attesa già da qualche mese, ma contiamo che questa disponibilità di sensori si realizzi nell'immediato futuro, insomma non credo che ci occorrerà molto tempo. Certamente comprendo che tra la scelta politica e sanitaria di realizzare una determinata cosa e poi il superamento delle pratiche burocratiche occorrono dei tempi, ma occorre anche cercare di essere il più veloce possibile in maniera tale da venire incontro alle esigenze dei pazienti che sono veramente, possiamo dire, stressati anche da questa terapia insulinica intensiva che noi gli proponiamo, che prevede un monitoraggio del glucosio capillare, quindi con punture dal dito, numerose volte al giorno, e quindi è necessario in questo caso andare oltre questo tipo di assistenza. Il diabete è una malattia che non ha età, ovvero può colpire in qualunque momento della vita. Voi avete pazienti young, però bisogna anche dire una cosa, può colpire anche nei primi anni di vita, ma ci sono delle buone pratiche per far sì che il diabete non arrivi. Allora, purtroppo le devo dire che mentre siamo molto bravi nel riuscire a predire la comparsa del diabete e stabilire cioè quali soggetti potranno sviluppare il diabete nel giro di pochi anni, non siamo altrettanto bravi nel riuscire a prevenirlo, e questa in nessuna parte del mondo. Purtroppo allo stato attuale gli studi hanno portato a risultati conclusivi. Molti studi, molti trial sono in corso e quindi ci fanno ben per sperare per il futuro, ma allo stato attuale delle cose non siamo in realtà in grado ancora di riuscire a prevenire il diabete di tipo 1 nei bambini. In ultimissima battuta si parla appunto di pazienti giovanissimi e giovanissime sotto stress a causa di queste nuove strumentazioni che tardano ancora ad arrivare. Beh sì, c'è una situazione, ecco, si parla da tempo appunto dell'arrivo di queste nuove tecnologie, dell'arrivo concreto e reale di queste nuove tecnologie, e questo ha creato una situazione appunto di attesa fra i pazienti. Chi può ha provveduto autonomamente e a proprie spese a acquistare i sensori, gli altri stanno appunto aspettando, ma ripeto, conto che
diciamo così, come diciamo, è stato stabilito appunto anche in recenti incontri, diciamo, la realizzazione di questo diciamo, intervento sia efficace diciamo, nel giro di brevissimo tempo. In ultima battuta, qual è il costo appunto di queste nuove strumentazioni? Ma guardi, questi strumenti, Visto il che costo qualcuno l'ha acquistato di il tasca costo propria. mensile di un sensore, dei sensori flash che sono i più semplici, è di circa 120 euro al mese, ogni mese per ciascun paziente. È chiaro che trattando di 1500 pazienti, alla fine i sensori e la spesa non è indifferente, ma non ritengo che sia, non lo so, se è un problema economico o meno, diciamo, ecco, le delibere sono già state fatte, quindi credo che sia più che altro superare dei vincoli appunto burocratici, poi non so se ci siano altre limitazioni, ma non mi risulta. Ecco.